Tevere e l'Arno visse un popolo che tra i primi unificò l'Italia in una federazione di 12 città, con sede istituzionale a Fanum Voltunne, vicino a Tuscia. Si chiamavano Rasna. I romani li chiamavano Etruschi, i greci Tirenoi. Da Capua a Bologna, da Volterra a Spina sull'Adriatico, questo popolo prosperò finché Ruma, così gli Etruschi chiamavano Roma, decise di divenire impero. Allora abbandonarono le loro tombe affrescate e si trasferirono nella nuova capitale, dimentichi della loro gloria, per rinascere in ricche dimore romane. Era un popolo sobrio, pacifico e abile nel commercio, sedentario, apprezzava l'allevamento, viveva in una terra ricca di alimenti che scambiava con vasi artistici, ferro ed oro. Coraggioso quando occorreva combattere, e 2 volte sconfisse i romani e, credendo nell'aldilà, ai templi e palazzi, preferiva stupende tombe. In verità, appartamenti interrati, decorati preziosamente, certi di lì vivere gaiamente. Scrissero molto in un idioma ancora oscuro. Per loro raccontò Plinio il Vecchio e Livio. Restano numerose opere artistiche. Secondo lo storico d'arte Arnold Hauser, e noi con lui, la stilizzazione geometrica da loro frequentemente usata mira a creare simboli ed a fissare idee. Quindi arte evocativa, che esprime un concetto astratto. Nel caso, un Dio con aureola a fiamma, la consapevolezza di un mondo invisibile si esprime con figure ieratiche, magiche. L'ideale prende forma perfetta, distante da ogni riferimento naturale. Il culto dei morti si manifesta con stele funerarie. In questa si ricorda che fu guerriero armato di giabellotto, in un'altra di ascia, oppure si rammenta il coraggio guerriero. Il ruolo femminile era ben definito: servire lo sposo in vita e in morte, danzare per accendere il fuoco dell'amore, accudire ai figli. Peraltro, se l'uomo andava a combattere per mare e per terra, qualcuno doveva pur coltivare i campi, e non essendovi l'usanza della schiavitù, probabilmente provvedevano le donne. Sempre alla donna spetta il compito di raccogliere il corpo del guerriero morto, una pietà di 8 secoli prima di quella di Michelangelo. A Montarozzi la tomba del Triclinio è la più nota tra quelle tarquinesi. Mentre coppie banchettano distese sulle clinai, all'aria aperta a giudicare dalle pianticelle sotto di loro, comunque protetti da feroci giaguari, al suono di flauti, eccetera, fanciulle e giovani danzano tra rami in fiore, uccelli incantati dalla gioiosa festa.
La decorazione sotto la cornice ricorda l'onda del mare, da lì in vero poco distante. La tomba dei tori attinge alla mitologia greca, rappresentando l'agguato di Achille a Troilo, nonché a quella minoica con il toro, suggeritore di eroismi erotici. Tempi felici per i cacciatori e pescatori nella omonima tomba. Abbondante era la fauna aerea e acquatica. Il tuffatore rinvia a quello di Paestum, di pari elegante abilità. E se il carniere è pieno, riprende la festa nella tomba delle leonesse, mentre in quella degli auguri si ringrazia di tanta fortuna il defunto che riposa nell'armadio, mentre i vivi si sfidano in giochi olimpici. Concludiamo con il delizioso profilo di Velia, moglie di Velcas, con corona di foglie di quercia, collana di semi, capolavoro dell'arte funeraria etrusca. Nella scultura l'inizio fu l'argilla, teste enormi ed accenni di attributi maschili e femminili. Poi si aggiunsero le terracotte con le anse a braccia e a testa per coprire l'anfora. Il fregio apotropaico, ossia scaramantico, simbolizza il sole ed un vaso più corinzio che etrusco testimonia di fruttuosi commerci con l'Egeo. Nel IX secolo avanti Cristo si comincia a lavorare il bronzo e la fantasia dell'artista inventa un leone dalla coda di serpente e con un cervo in corpo. La decorazione a sbalzo offre spunti bizzarri, in altri casi ci si avvicina al naturalismo. A Cerveteri si scopre una testa femminile dalle labbra con rossetto, gli occhi scuri, sopracciglia alate, capelli ad onda ed orecchini decorati. Oppure la straordinaria statua di un guerriero in terracotta o il raro esempio di arringatore in bronzo dell'Italia antica. Ormai i romani sono alle porte e l'ellenismo ha indebolito i cuori. Dopo il comiato da Venere, Adone viene assalito e ferito alla coscia sinistra. È morente, lo sorregge un doppio cuscino, sente freddo, un mantello lo avvolge. Gli è mancata la forza di togliersi i calzari, solo con il suo cane, il capo riverso, il braccio abbandonato. Una deposizione? Un presagio di quelle a noi più care e presenti nella mente.